Marco Reginelli, autore di Sotto la pelle di Leucosia. Ci racconti un po' la genesi di questo romanzo? Sotto la pelle di Leucosia è un romanzo ambientato a Punta di Cusa, un borgo che si trova in quel posto, in quell'area sospesa nel tempo che è il Cilento, e racconta di una storia che inizia con l'arrivo di una famiglia che proviene dal Trentino e che piomba come una stella cadente per l'appunto nel borgo di Punta di Cusa. Lì a raccoglierla trova Leucosia, questa ragazzina di 16 anni che è incuriosita enormemente dall'arrivo di questa famiglia e conduce il figlio del professore del Trentino, Drudru, alla scoperta di questo borgo. Si crea un rapporto di amicizia tra Drudru e Leucosia che corre parallelo al rapporto che viene a crearsi tra il professore e il pescatore, il padre di Leucosia, fino ad un certo punto del romanzo, fino a quando queste storie che sembrano correre parallele si incrociano, quasi scivolando sul piano che da orizzontale si fa verticale e mostra alla fine uno strappo da cortocircuito che nasconde una verità sottesa a tutto lo sviluppo della storia e che vuole riflettere nel fatto che la riflessione che sotto la pelle di ognuno di noi si nascondono delle storie che con il tempo risalgono a noi. Oggi presenta il suo libro al Salone del Libro dell'Editoria di Napoli. Che ne pensa? È un onore essere qui e non c'è che da fare i complimenti al Roggiosi, al dottore Bianco, a Guida, a Polidoro, i 3 editori che hanno dato vita a questo evento fantastico. Finalmente mi sento di dire che per i vicoli del centro storico di Napoli rimbomba il suono e l'odore della cultura e non soltanto quello dei bonghetti o della musica sparata d'alto volume e senza senso.